Come funziona il processo di trattamento con gli allineatori invisibili dall'inizio alla fine? Il processo di trattamento degli allineatori invisibili parte senz'altro dalla prima visita. Quindi noi facciamo degli open day, delle prime visite dove io mi occupo di prendere una scansione della bocca del paziente che mi permette di avere già nell'immediato una prima visualizzazione, elaborata a computer ovviamente, e quindi capire la fattibilità del trattamento e anche mostrare al paziente qual è il risultato che si potrebbe ottenere. Poi però dietro c'è tutto un progetto, quindi una volta raccolti i dati, quello che noi chiamiamo studio del caso, quindi raccolti i dati completi, abbiamo la possibilità di creare un progetto, quindi un trattamento su misura per quel paziente. Capire qual è il nostro obiettivo, quindi pianificare quanti allineatori ho bisogno per andare dal nostro punto di partenza al risultato finale. Una volta ricevuti gli allineatori qui in studio, quindi ordinati e ricevuti in studio, abbiamo un primo appuntamento per impostare il tutto. Quindi abbiamo un appuntamento qui in poltrona con il paziente e che dura circa un'oretta. Perché questo? Perché vanno applicati degli attacchi sui denti che permettono agli allineatori di eseguire i spostamenti più difficili. Viene eseguito lo stripping se necessario, quindi gli spazietti tra i denti, e si consegnano di norma circa 4 allineatori alla volta. Questo perché si può andare avanti in autonomia, quindi il primo appuntamento io spiego come funziona tutto, quindi quando devono cambiare l'allineatore successivo, che generalmente è dopo una settimana, come pulirlo, come averne cura, quante ore portarlo, quindi si danno tutte le informazioni necessarie per essere in grado a casa di continuare il trattamento in autonomia. Ci vediamo poi per un follow up ogni mese fino a quando non abbiamo terminato il numero di allineatori. Poi di norma io eseguo una rifinitura perché diciamo che con il primo set di allineatori si riesce a modificare, a fare le modifiche più grandi e poi successivamente andiamo a perfezionare, quindi fare quei piccoli spostamenti che ancora possono disturbarci. Poi terminata quindi la prima fase e quella di rifinitura, c'è un ulteriore appuntamento qui per rimuovere tutti gli attacchi, lucidare i denti e fare le impronte per le contenzioni che ti serviranno per tutta la fase poi di mantenimento, quindi è brutto da dire, ma le contenzioni vanno sempre portate.